Devo registrare tutto da capo perché avevo cominciato e non c'è spazio sul telefono. Signore e signori miei, era tutto scritto, è Mokvagrit che devo ricominciare da capo. Allora, ci sarà molta Napoli nella finale di Champions. Io tenevo tutto. Che cosa ho messo in copertina? Ecco, vorrei chiedervi perché la copertina era per la partita in un modo, semplicemente con gli stemmi di Paris Saint-Germain e Arsenal che si scontrano. Poi ho pensato, vabbè, se passa il Paris Saint-Germain, faccio lo stemma dell'Inter col Paris Saint-Germain e quella poi è la finale. E quindi ci rifletto e dico, ma aspetta, nell'Inter, perché nel PS, insomma, l'idea era questa, no? Perché adesso lui, che non si può dominare perché voi odiate così, oppure lui, perché neanche questo è spesso attaccato dalle cose così, ma Di Marzio decide che dobbiamo parlare di un belga, di un altro belga che non è Mertens, ma che è Kevin De Bruyne. Quindi io probabilmente nel titolo devo mettere Kevin De Bruyne, non posso fare altro. E ne dobbiamo parlare perché ovviamente stanno arrivando. Ma come è possibile? Secondo te se si abbassa l'ingaggio? Ci arriviamo. Velocemente volevo un attimo rivivere la partita perché comunque non è stata una semifinale brutta, non è stata come quella di ieri, però io non ero convinto, cioè la tenevo la sensazione che l'Arsenal potesse anche farlo lo scherzetto al Paris Saint-Germain e partono forte. C'è un colpo di testa di Rice che finisce di poco fuori, c'è il primo riflesso di Donnarumma su un tiro da ravvicinato di Martinelli e poi fa una parata Donnarumma onestamente da pallone d'oro, cioè questa sta facendo una Champions da pallone d'oro. I know you already heard this, you like, stai dicendo una e purtroppo vabbè, la vita sta facendo delle parate che sono da pallone d'oro qualora tu poi la vai a vincere la Champions, perché anche all'andata e adesso su Odegaard fa una parata che si spezzano le braccia se non cadi in tempo e cade con una velocità, e la velocità del pallone di Odegaard non si vede spesso in giro. Donnarumma è uno di quelli che ti fa pure la paperumma e noi ci divertiamo a prendere in giro, ma fa delle parate che sono superiori alla norma, sono sovrannaturali e merita tutta la finale per quello che sta facendo, perché il Paris Saint-Germain, anche lui, non è una squadra completamente impermeabile lì dietro e noi che siamo la migliore difesa d'Europa ci possiamo anche un po' atteggiare, sappiamo quanto sono importanti i portieri e lo abbiamo visto con Sommer. Quindi questo inizio forte dell'Arsenal, il PSG si difende e cerca di rimettersi in sesto, si scuote con il primo palo di Kvara che prende la palla e la mette a giro sul secondo palo pieno, poi un'occasione per Doué che tira moscio e poi Kvara dispensa un giallo su Rice, anticipa il pallone e prende il giallo. Da quel calcio di punizione arriva il gol di Fabian Ruiz. Ecco perché sì, le maglie di Kvara, di Zielinski, ma c'è molto Napoli in questa finale, perché Fabian Ruiz è un altro che l'abbiamo preso in spalla, lo abbiamo accompagnato all'aeroporto, non sia mai, vai via, sempre via, tutti via, li accompagniamo tutti via, li chiamiamo con nomi di animali, eccetera, eccetera. Io devo essere onesto perché è tutto documentato. Fabian è uno di quelli che ho pungolato spesso durante le mie reaction, perché spesso l'ho visto un po' compassato, però il sinistro che tiene Fabian è quello che, forse la reaction più vista è quel gol di Fabian contro la Lazio all'ultimo secondo disponibile. Il sinistro di Fabian è sempre stato un'arma letale da quando arrivò al Napoli. Parliamo, insomma, che teneva 22 anni, non lo so. Poi è cresciuto, è diventato più maturo, ha imparato nel frattempo tutta una serie di ruoli del centrocampo e Luis Enrique può farli ruotare come vuole. E dobbiamo parlare di Luis Enrique perché il PSG è una squadra che torna un attimo indietro a quel discorso che invece ha rinnegato Guardiola, no? L'attaccante spazio, e poi Guardiola si affida a Holland e invece Luis Enrique decide di andare anche senza la punta. Dembélé era in panchina, quindi Doué, poi Barcolà, poi Kvara che si possono mischiare tra di loro. È una rumba bellissima, spettacolare, però
non sempre impermeabili in una difesa che Mendes per me è il miglior terzino sinistro del mondo. Se Hakimi non è il miglior terzino destro del mondo, siamo lì, vediamo che fine farà Alexander Arnold quando passerà al Real Madrid, insomma, se tornerà a quei livelli là. Ma insomma, poi magari quando devono proprio difendere non è una squadra. E quindi l'Arsenal continua a provarci. Però Kvara potenziale assist per Barcola, che invece risulta lezioso, e finisce con un blocco, il primo tempo finisce con un Kvara che fa anche fase difensiva e che blocca un tiro di Timber nel secondo tempo. Donnarumma salva su Saka e fa un'altra parata da pallone d'oro. Il rigore di Vitigna, che la fa un po' alla Jorginho, vedi come si legano, c'è tanto Napoli in questo calcio moderno, quindi piano piano, e glielo dicono al portiere, dice resta in piedi perché se lo tira Vitigna lo tira così, e lo tira così, ma tirate una botta sotto alla traversa voi che siete dei professionisti, ma perché questa cosa un po' forte, beh, angolato, se riuscite ad angolarlo così, oppure fortissimo, e non lo riescono a fare. Comunque, poi c'è il gol di Hakimi che chiude praticamente il discorso, anche se arriva il gol di Saka, a pasticcio in difesa, partono i cori, perché alla fine siamo gemellati, no? Magari non lo fanno per noi, magari lo hanno adottato il coro, ma questo è, e quindi vorrei proprio sapere tra Zielinski e Kvara chi preferiste, chi preferireste, chi preferite, chi preferiate che alzi una coppa che è considerata da tutti la coppa più importante che c'è. Che altro succede? Saka out su assist di Calafiori, perché poi Calafiori diventa protagonista. Io mi sono scritto Kvarafiori perché vanno anche un pochino si prendono un giallo a testa, qualche scaramuccia. Dembélé parato, un altro potenziale assist di Fabian. Gli attaccanti si sono resi conto che non possono fidarsi dei difensori, e questo che dice la telecronaca di Paramount Plus. Ad un certo punto, quando il Paris Saint-Germain prende il gol, vanno un po' in difficoltà. Questa secondo me è la grande differenza con il Barcellona. Il Barcellona gli fa il gol, non cambia niente, continuano ad attaccare, si prendono il pallone e non subiscono psicologicamente. Il PSG sembra ancora avere un po' di quel retaggio, di quella paura che la Champions è una cosa maledetta, e quando prendono un gol sembrano accusare il colpo, si devono riassestare, e quindi l'Inter potrebbe sfruttare questo tipo di situazione. Se vanno aggressivi e se provano a far gol subito, il PSG ha dimostrato di poter andare in difficoltà. Se invece gli lasci campo al PSG, in qualche modo la rumba te la creano. Ma voi volete parlare di De Bruyne? Allora va benissimo, visto fin qui c'è Conte, tu nessun nome lo puoi assolutamente escludere, tranne probabilmente Vertez perché è già stato nostro, gli abbiamo fatto gli auguri. Bene, De Bruyne guadagnava fino all'anno scorso penso una cifra intorno alle 21 milioni di sterline, una cosa del genere, quindi siamo più o meno, se li cercate su internet troverete vari numeri. Quello che non trovate, dovreste andare poi a scavare, è i soldi che prende di sponsor, i sponsor personali, per esempio la Nike, per esempio l'Adidas, o le loro scarpette, o gli altri endorsement che hanno se devono fare una cosa così. Quello significa il diritto d'immagine. Quello significa che se tu hai degli sponsor personali, il giocatore deve, se De Laurentiis non vuole cambiare la società, insomma l'idea, la filosofia società, il giocatore li deve cedere al Napoli e il Napoli glieli deve ridare. Quindi se devi negoziare nuovi sponsor, e lo fa il Napoli perché quelli sono i diritti d'immagine. Più o meno aggiungendo i soldi degli sponsor arriviamo più o meno a 35 milioni di dollari all'anno. Io credo che sia una cifra che il Napoli non si può permettere, non si dovrebbe permettere nemmeno, nel senso che uno può sognare di avere grandi giocatori, di grande esperienza, di grande classe, aggiungere qualità alla squadra, aggiungere leadership, va benissimo. Non solo non è plausibile, ma non sarebbe neanche giusto farlo, perché, capito, ritorniamo al discorso di prima,
Osimhen, e poi devo dire, no, invece quell'altro, Politano, Mazzocchi, Asa, dai, Asa. Da Asa a De Bruyne, penso che ci siano parecchi giocatori in mezzo che il Napoli può permettersi. Poi, se vogliamo spingere sul fatto che, oh, ma perché quello l'amicizia con Lukaku, e magari quelli sono molto angonghe, gli ha parlato dei baretti a chiaia, e quindi De Bruyne è veramente ha deciso, no, lui se lo abbassa lo stipendio, non vuole 25 così, gliene bastano, quando 20, 15, cioè comunque 10, se lo abbassa a 10, se lo abbassa a 4 e mezzo più bonus scudetto, a quel punto, e se lo abbassa così, comunque sono probabilmente troppe per un giocatore che non ti puoi rivendere, e così, quindi dipende tutto da... E poi, mentre esce questa cosa di Di Marzio, che si è divertito a prendere un po' di like, di insulti, di un po' di interazioni, il discorso Liverpool con De Bruyne sembra in stato avanzato. E vedremo, ma che cosa volete che vi dica? Sarà una bella finale di Champions, questo è certo, e sono curioso di sapere come la vivrete voi, tifosi del Napoli. C'è un Fabian, c'è un Kvara, c'è uno Zielinski, c'è anche Hakimi per loro, che può essere una cosa interessante, Donnarumma, eccetera, eccetera. Lasciate un like, perché il calcio è bello a tutte le latitudini, anche quando in teoria non ci siamo, però in fondo ci siamo sempre un pochino, eh? Grazie sempre Alberto, questa maglia Zielinski, bellissima.